senti? Mi sentono? Forte e chiaro? C'è la coppa qui davanti a noi con l'immagine di Andrea Di Giambattista che vi riprendono da bordo campo, il finale del riscaldamento tra PLP e Vicenza che tra poco saranno in campo per giocarsi la finalissima della coppa. 1:45 dalla partita avremo qua i due tecnici, Simone Zagatti per la PLP e Vincenzo Cavallo per il Vicenza, le due finaliste che ieri hanno estromesso, PLP ha estromesso il Futsal Città Murata in una partita molto entusiasmante. Il Vicenza ha avuto la meglio sul Dragon Futsal in quella che secondo molti era la finale anticipata, ma che ha comunque regalato grande spettacolo che poi continuerà alle 19 per la finale di C2 con il Mirano che affronterà il Cuore Celtic Verona. In maglia nera si sta riscaldando la formazione del PLP, l'acronimo dei tre comuni Ponte San Nicolò, Legnaro e Polverara, tre campanili che hanno unito le forze per dare l'assalto a questa coppa finale. Una PLP che è seconda in classifica ad un punto di distanza del primo posto, sarà difficile raggiungerlo visto anche il finale che ha a disposizione l'Academy Cathedral. 40 secondi, ultime rifiniture per le due squadre con i portieri Tietto, l'esperto Tietto, maglia numero 12 per lui, per la PLP dalla parte opposta invece c'è Milos Markovic che andrà a difendere la porta del Vicenza. Ultimi scatti per i ragazzi della PLP che sono qui davanti a noi anche un po' emozionati per le riprese di Futsal Veneto TV che vi racconterà in presa diretta con il vostro test. Oggi tenuta ufficiale LND del Veneto, ieri ero molto più arlecchino con il commento tecnico di se arriva Roberto Tosin, vediamo se è arrivato, non ancora, era a una comunione. Grande spiegamento di forze, tanto avete sentito anche la sirena, allora attendiamoci qui due allenatori, nessuno dei due però andrà a toccare questa coppa, io la posso accarezzare, tanto non porta fortuna. I direttori di gara intanto sono i signori Chiozzi di Chioggia e Atanasov di Verona. Intanto Andrea, se vuoi andare a filmare anche l'urlo liberatorio, guarda là, dietro di te ci sono i ragazzi della PLP che si stanno unendo con Capitan Furlan, il tecnico Simone Zagatti, un urlo liberatorio a caricare questo prefinale, 60 minuti più gli eventuali supplementari e poi male anche i rigori. Intanto qui vicino a me sta per arrivare anche Vincenzo Cavallo, tecnico del Vicenza. Questa è la PLP. Andrea, siamo qua con Vincenzo. Ciao Vincenzo. Ciao. Ciao, ben ritrovato. Vieni pure finché aspettiamo il mister Simone Zagatti. Siete arrivati all'ultimo atto, la stagione è stata lunga, entusiasmante. Cosa hai detto ai ragazzi in una partita del genere? Una partita che comunque penso, anche se non sono allenatore, che si prepara da sola. Sì, a certi giocatori non devi dirgli niente, sanno già cosa devono fare perché ormai ci prepariamo dall'intera stagione, le robe sono sempre le solite, ci vuole soltanto l'attenzione giusta. PLP che ieri ha battuto di misura un Città Murata in una sfida molto equilibrata. Cosa ti fa paura della squadra padovana e cosa dovrai cercare con i tuoi ragazzi per arginare le loro offensive? Ma io parto da un presupposto, se sono come noi arrivati fino qui vuol dire che sono arrivati con merito, quindi bisogna dare il giusto rispetto alla loro squadra e ovviamente dobbiamo cercare di capire il prima possibile il loro modo di giocare per cercare di trovare le contromisure. Intanto in attesa che arrivino anche le caramelle di tua moglie, una stretta di mano tra i due mister, in bocca al lupo Vincenzo, in bocca al lupo, buona partita, lo salutiamo. Simone Zagatti, tecnico della PLP, voi avete un piede qua in questa finale, un piede nel campionato, un punto, poi possibile playoff, una stagione intensa, ma però intanto parliamo di presente. Cosa hai detto adesso ai tuoi ragazzi assieme allo staff per preparare, per arrivare carichi come non mai a questa partita importantissima? Che dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto fino adesso, abbiamo onorato la competizione per essere qua, faticando da venerdì sera purtroppo avendo una partita di campionato, ma ce l'abbiamo messa tutta, sappiamo che stasera è molto complicato, ma
ce la giochiamo al 100%. Per molti addetti ai lavori Vicenza Dragon di ieri era una finale anticipata, ma la PLP ha messo il suo nome in questo ultimo atto. C'è un po' di stanchezza, anche ieri partita combattuta contro un ottimo Città Murata, però adesso bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo. Sì, manca 60 minuti, per noi è una festa, per loro magari è qualcosa di diverso perché ovviamente sono una squadra costruita per vincere, ma noi penso che daremo fastidio oggi. In bocca al lupo Simone, complimenti anche per la maglietta, sei l'unica Grazie. squadra che ha fatto la maglietta apposita. In bocca al lupo a Simone Zagatti, tecnico della PLP. E allora noi ci prendiamo un 7-8 minuti di pausa e poi andiamo su in cabina di commento. Solo una delle due alzerà questa coppa. Andiamo a Berlino, Beppe!
The Last Dance, l'ultimo ballo per questa Coppa Veneto di Serie D 2025-2026. PLP completo giallo, Vicenza in maglia nera, Stefano Testoni su Futsal Veneto TV a commentare la sfida con al mio fianco il commento tecnico di Roberto Tosin. Ciao Roberto, ben trovato. Ciao Stefano e ciao a tutti. Prima del fischio di avvio andremo ad ascoltare l'inno italiano. Prima del fischio d'inizio vi prego di alzarvi in piedi e ad ascoltare le note dell'inno nazionale italiano. Andiamo allora ad ascoltare l'inno italiano di Mameli. Lo possiamo anche cantare, Roberto? Forse è meglio di no per chi ci ascolta. Wait a moment, Anna Purp. Se no staccano tutti. Era meglio il mio a cappella però, sai Michele? Ricordo un'Italia-Croazia, avevo sbagliato che era sul volume. Sono fidati allora. Italiano per questa prima finale di Coppa Veneto di Serie D. Dopo i giocatori di Vicenza li conosce, oggi telematico, me le hanno mandate via online con le immagini di Andrea Di Giambattista, anche quest'oggi immagini, video, replay, tutto quel che doveva fare oggi Andrea lo farà. Vediamo se ci arrivano i quintetti di partenza. Eccolo qua con la PLP, Pietro tra i pali, Barotto, Accenti, Zecchinato e Carbush, la distribuzione in panca del mister Zagatti, Palma, Rizzo, Alimandi, Parpaiola, Furlan, Tono e Pasuto. Il quintetto invece della Vicenza di mister Vincenzo Cavallo, che manda in campo dal primo minuto tra i pali Markovic, Dal Grande, Pereto, Nastic, Gettelino in campo, Bussi, Celebic, Vanzo, Sacchetto, Bostic, Vicario e Bulejar a disposizione in panchina. Un po' quello che ci si aspettava, Roberto, scelte scontate. Nessuna sorpresa nei quintetti iniziali, i mister partono subito con i quintetti forti, vedremo che partita ci aspetterà. C'è un frastuono disarmante quest'oggi, c'è tanto pubblico, tifosi della PLP veramente scatenati. PLP che se ne parlavo prima con mister Zagatti mentre tu stavi finendo il sorbettino e la comunione. Loro hanno giocato venerdì una partita importante, ieri una partita importante, terza partita in 3 giorni, vedremo se la stanchezza si farà sentire. Allora oggi per il PLP è praticamente una final 8 per loro, hanno cominciato venerdì e quindi siamo al terzo impegno importante, invece il Vicenza venerdì ha potuto tra virgolette riposare, mister Cavallo ha fatto turnover, quindi per il Vicenza è la seconda partita impegnativa in 2 giorni. Prima però purtroppo c'è un minuto di silenzio e raccoglimento per ricordare Pietro Serafin, giocatore ex di Fenice di Mirano, che purtroppo ci ha lasciati. Adesso vi prego di alzarvi in piede per rendere omaggio e ricordare un ragazzo che purtroppo non c'è più, un ragazzo che ha vestito la maglia di Mestre Fenice di Mirano. Ciao lassù a Pietro Serafin.
che sarà sempre in campo con il cugino Nicolò, capitano dell'Under 17 della Mestre Fanice. Una notizia tragica, ha perso la vita in un incidente stradale con la moto mentre era a spasso a Zondo con gli amici. Ciao Pietro. Adesso però si fa sul serio, adesso si parla di futsal, 60 minuti, gli eventuali supplementari, poi i rigori, la coppia Piozzo-Atanasov a dirigere questa sfida con il signor Tiozzo. Secondo te di dov'è Tiozzo? Chioggia. Di Chioggia, indovinato. Indovinato. Era difficile però, come prima domanda era difficile. Tifoserie oggi, stavi dicendo prima Stefano, numerose, rumorose e scollate, aggiungo io, tanto lei non ha sentito, è venuta a controllare se veramente veniva a tombola. Oggi sei sotto controllo, ferreo. PLP che darà il primo calcio d'avvio con il signor Tiozzo pronto a dare il là questa finale. In palio c'è la Coppa Veneto di Serie D per due squadre che hanno meritato di essere qui all'ultimo atto, due squadre che il Vicenza ha già festeggiato anche la conquista del campionato. Dopo se vuoi c'è anche il video su YouTube, No, non mi ascolto. Non ti ascolti, è concentrato sul video. No, il tempo non funziona, sono 30 minuti per tempo, Erika. Tu continui a pensare al pattinaggio. Cioè, mi chiede se il tempo non va. No, va quello di Fuzzalendo, Andrea, esatto. Buon Andrea di Giambattista pronto a cliccare lì il pulsantino on. Jacqueline dal grande Nastic, protagonista ieri, anche lui a segno nella partita di ieri vinta per, correggimi se sbaglio, 4-1 con il Dragon. Corretto. 4-1, no? Perché poi dopo mezz'ora avevo già scritto a Peretto chi è che ha segnato il quarto gol che non mi ricordavo, il gran gol di Nastic, cioè giocata da PlayStation con Jacqueline. Attenzione a Nastic che viene anticipato da un altro giocatore, Elia Zecchinato 24, che ieri ci ha ben impressionato nella partita con Città Murata. Giocatore ex Antenore, tra le ultime squadre prima di approdare qui, quindi giocatore che ha fatto categorie superiori anche lui. Barotto anche ex Antenore presente nel PLP. Dal grande lo spazio a liberare Nastic, c'è però Pietto sicuro tra i pali, il numero 12 Pietto, classe 91. Primo corner sotto la tribuna principale, l'unica. Dal grande il tiro in mezzo sul secondo palo e qui Jacqueline si è divorato un gol. È occasione clamorosa. Dimenticato. Mi viene da dire solito schema del Vicenza, palla fuori per sfruttare il tiro di Dal Grande, che è la sua caratteristica principale. Jacqueline stavolta non si è fatto trovare pronto sul secondo palo, ha trovato la palla ma non è riuscito a trovare la rete. L'imbucata per il numero 11 Carmouche, riparte il Vicenza con Jacqueline, strattonato a Zanatta, Jacqueline conquista un palo laterale. Sarà anche difficile sentire se l'arbitro fischia. C'è un frastuono importante, ma è anche un frastuono degno di questa cornice, di questa partita. E vi ho detto che ieri la Serie D ha sicuramente vinto in fatto di pubblico. Attenzione Nastic, tiro telefonato tra i pali di Tieto, va a prendersi il pallone Accenti, costretto a lanciare lontano verso Carmouche, ma c'è Dal Grande che fa buona guardia, protegge il pallone. Allora potrà ripartire Markovic. Vicenza che si fa trovare subito, che si rende subito pericoloso per la seconda volta, sempre con un tiro da fuori. PLP un po' disattento in questi due frangenti, un po' lento a uscire con la pressione. Nastic per Capitan Peretto, Jacqueline prolunga per Nastic gira il pallone sul secondo palo, bravo Jacqueline a provare a crederci, però la conclusione era già indirizzata verso il fondo campo. Dopo 3 minuti appena, tanto Vicenza, PLP che deve ancora prendere le contromisure. Sì, Vicenza è partito forte e si è fatto già 3 occasioni in 3 minuti, quindi vuole dare un impatto alla partita. PLP con Carmouche che ci prova, viene fermato dal grande, recupera palla Nastic, Jacqueline, giro palla della formazione di Mister Cavallo, entrambi gli allenatori oggi con la pettorina perché ovviamente il Vicenza in maglia nera, quest'oggi calzettoni gialli. Sì, poi lasciami dire una cosa, arbitri in giallo col PLP giallo non è proprio il massimo. Ti dico che prima della partita c'è stato un po' un conciliabolo tra arbitri e dirigenza, c'era anche Michele Di Giambattista, responsabile calcio 5 Veneto, hanno comunque deciso di giocare. Dopo io dico sì, il colore è quello, però conosco la faccia del mio compagno.
Si spera. Jacqueline, Peretto a chiudere ancora per Jacqueline, esce Tietto, tempi giusti per il numero 12, portiere esperto. Peretto chiama a 6 il pallone per battere questo ferro laterale in zona d'attacco, già battuto dietro per Dal Grande, ancora Tietto, fin qui la sta vincendo Tietto, ma non so quanto potrà ancora reggere. Attenzione ancora per Dal Grande, la staffilata fuori, quanto Vicenza. Allora, è in grossa difficoltà il PLP perché sta troppo basso e quindi sulla palla fuori sono lenti ad uscire e il Vicenza trova sempre la conclusione. I tiratori ci sono, quindi deve stare molto attento il PLP, deve migliorare assolutamente questa cosa in fretta prima di subire la rete. Carbush, anzi no, era Accenti per cercare Carbush, si assomigliano il 7 e l'11. Da distante potrebbero dire che era Varotto che ha fatto no, è stato Varotto, hai ragione sì. E comunque si somigliano, gemelli diversi, un po' come Ficcaro e Piccone, il film 7 e l'8, gemelli stati alla nascita. Jacqueline per Dal Grande, la puntata, palla fuori, solo illusione al gol. Dal Grande che ieri si è anche arrabbiato perché in una certa occasione Peretto non gli aveva lasciato la possibilità di calciare, aveva voglia di segnare. Vedremo se il gol arriverà quest'oggi. È già la terza conclusione Dal Grande, ha fame. Intanto il primo fallo, alza il pollice Nastic che poi va a dare praticamente la mano a Zecchinato. Ha usato troppo le mani, l'arbitro era lì, non poteva non fischiare. Palla per Varotto, si fa vedere timidamente la PLP in zona d'attacco per il Vicenza che recupera, poi ripartire da dietro con Dal Grande. Vicenza che sta partendo a 4 oggi, non sta giocando con un pivot di ruolo, quindi sta provando con 4-0 a mettere in difficoltà il PLP. Alla lunga Markovic esce con le ginocchia a terra, palla termina a fondo campo, riparte già la squadra di mister Cavallo. Nastic qui sulla nostra postazione, fa scorrere la palla sulla sinistra per Dal Grande, l'imbucata per Nastic che torna dietro, c'è il fallo di Carbush, un fallo per parte. Sì, è entrato duro in ritardo, giusto il fallo. Non fa una piega come commento tecnico sul secondo commento tecnico. Ancora punizione con Dal Grande, vedremo se Mattia che ha nelle sue corde la conclusione della distanza, la giocata Nastic, bravo Pietro, aveva già capito. Sì, però c'erano sia Nastic sia Peretto liberi e è dovuto uscire il portiere per salvare. Difesa del PLP disattenta in queste situazioni. È un assedio quello del Vicenza, il tiro in corsa di Dal Grande ribattuto da Varotto, laterale, ma di sicuro non possiamo dire di esserci assonnati in questi primi minuti di gara. No, stavo proprio pensando, Stefano, per la categoria è un signor ritmo, la partita è partita, scusa il gioco di parole, forte. C'è un bellissimo ritmo, vedremo se per quanti minuti riusciranno le squadre a tenere questa intensità. Intanto mi sembra abbia già operato un cambio mister Zagatti. La palla prolungata, se non riesco a leggere il numero, è il 7, no, è Accenti, sempre in campo. C'è movimento però in panchina PLP, ci sono un paio di... C'è anche Celebic pronto ad entrare in campo. Che stanno riscaldando. Anche Celebic ieri ha referto con un gol pesante Dal Grande, quello che ha aperto la partita. Siamo a 8 minuti, giustamente iniziano le prime rotazioni. Jacqueline Dal Grande. Nastic. Giro palla continuo, quello del Vicenza con la PLP che comunque va a alzare il suo baricentro. Dal Grande, finta, Sedar Zanchetta, l'imbucata per Nastic che vuole chiudere il triangolo. Si era però accentrato Dal Grande, palla che esce a lato, si è battuto il laterale. Con Accenti, apre per Varotto che cerca di prolungare. Gepilou però chiude lo specchio. Ecco qua il primo cambio, Celebic dentro per Jacqueline, che subito ha impresso molto bene nella partita, Alan Jacqueline. Ha solo coscienza dell'errore del possibile 1-0. Varotto e lo scambio cercato, Peretto fa ripartire Nastic cerca di saltare l'avversario con un tunnel, non ci riesce, Tietto per Accenti,
PLP, allora che torna da facciarsi a campo avversario, senti un'imbucata per Carbush che viene però fermato, Zanchetta dietro per Varotto, Zecchinato per Varotto, Carbush fermato da Peretto, dal grande, servito Nastic a destra, lo serve Peretto che torna a dare palla al 16 bianco-rosso, oggi maglia completamente nera per il Vicenza. Peretto lungo per Celebic, l'esperienza a Varotto gli ha fatto perdere il tempo giusto. Celebic si è perso sulla panchina avversaria, si è rialzato prontamente. Nulla di grave, contatti di gioco, giusto non fischiare. Palla profonda, laterale per la PLP. Dopo un inizio timido, qui attenzione, un regalo, Varotto d'esperienza mette in fare laterale, Celebic cerca subito di mettere il pallone in mezzo, lo recupera Celebic, lo scarica dentro per Nastic, dal grande. Giro palla, pallone pericoloso, velenoso, orizzontale. Nastic fermato da Varotto, lotta in mezzo al campo e poi commette fallo. Secondo fallo Vicenza. Attenzione, palla per Parpaiola, la giocata proprio da Parpaiola ieri, la sveglia, tu non c'eri, la sveglia per la PLP è arrivata proprio Parpaiola che mise a segno il vantaggio. Vedremo quale sarà il suo impatto oggi sulla partita. Peretto, Nastic, ancora dal grande, voleva l'imbucata per Nastic, ha chiuso bene la sua avversaria, Varotto ferma tutto, poi la distanza siderale, Zecchinato spara lontano e può ripartire allora il Vicenza. 10 minuti trascorsi, sempre 0-0. È entrato anche il numero 5 Rizzo nel PLP. Rizzo miglior marcatore, attenzione, regalino di Celebic, poi Zecchinato non trattiene il pallone. Rizzo che è il bomber della squadra di mister Zagatti, 28 gol in campionato. Rizzo che ieri si è preso anche un bel destro, un colpo non calcistico, però comunque si è ristabilito. Giocatore da tenere sott'occhio, altro giocatore che come tanti quest'oggi, abbiamo già detto più volte, c'entrano poco con questa finale, quantomeno per la caratura tecnica che hanno a disposizione. Dal grande Bulejar intanto è entrato anche lui in campo ad Armanforte, ha preso il posto di Jordan Nastic. Peretto per Bulejar. Diciamo che dopo un avvio pazzesco del Vicenza forse PLP ha iniziato un po' a prendere le misure, Roberto. Sì, il Vicenza è stato pericoloso all'inizio con i tiri da fuori, sui calci piazzati, calci d'angolo rimesse, e in fase di costruzione ha fatto un po' fatica a trovare spazi. Ora il PLP si è messo un po' meglio in campo, ha preso le misure e sta arginando bene il Vicenza. Furlan sul fondo per il numero 21 Pasuto, il pallone che resta lì, poi da grande sbroglia il pericolo. Bulejar si accentra, Bulejar, l'apertura per Peretto che cambia subito lato, altra grande occasione. Pasuto si lamenta di un fallo, ma credo che l'arbitro ha visto giusto, mi sembrava più che si fosse lasciato andare più che un colpo ricevuto. PLP che ha cambiato tutto il quartetto, è entrato anche Anuparp al posto di Varotto come centrale. Esperto capitano, classe 89, proprio lui per Rizzo. Furlan, Parpaiola fa girare palla, c'è Limandi là davanti, Parpaiola però decide di andare dietro dal suo capitano, il numero 13. L'urlo Vicenza, intanto i tifosi biancorossi presenti in gran numero oggi qui a Tombolo. Ottima presenza, gran numero anche per quelli della PLP che ci seguono. Attenzione, bella azione, Parpaiola in mezzo dal grande, può ripartire il Vicenza con Peretto che scarica dalla parte opposta per Bulejar, si accentra, Bulejar ancora Zietto e poi scaraventa lontano Parpaiola. Ancora una volta Vicenza pericoloso col tiro da fuori, portiere del PLP molto attento. Zietto che ha dimostrato anche ieri, perché con Città Murata ha fatto ottime parate. Città Murata che avrebbe meritato anche di proseguire almeno ai rigori, poi insomma se ci trovi davanti a un portiere d'esperienza che para diventa difficile. È giusto così.
quasi 14, nato sul cronometro, stiamo entrando al 15° minuto, possesso palla, nuova azione in costruzione della PLP che però è pressata e rischia di perdere il pallone. Parpaiola pressato dal grande, scarica dietro per Tieto che poi lancia lontano, Celebic con il corpo, ferma il pallone, 3 contro 2. Celebic sul secondo palo, anzi no, per Peretto lo protegge ancora, va a calciare in mezzo Parpaiola dal grande, il pallone resta lì, dal grande Boulajar, la deviazione, il palo che va a toccare l'incrocio, traversa, ha pizzicato la traversa. Bravo anche dal grande a fintare di prendersi il pallone e lasciare al conclusione il compagno. Ha visto Boulajar in arrivo, ha fatto la finta, ha fatto calciare il compagno. Provvidenziale la deviazione sulla parte alta della traversa dal grande Peretto per Boulajar a cambiare lato davanti il tabellone della Belbotea Arena con il signor Atanasov di Verona che dirige l'incontro dalla parte opposta della nostra tribuna. Celebic bene a scaricare dietro per Peretto. Metà primo tempo se n'è andato, sempre 0-0 Belbotea Arena, la finale di Coppa Veneto di Serie D. Dal grande Celebic, mister Zagatti fa segno ai suoi di arretrare in difesa. Celebic va a spostare il pallone per Dal grande imbucata avanti per Boulajar, c'è una deviazione, Tieto si prende il pallone, alza la testa, rilancia per Parpaiola, libero sulla destra, Parpaiola cerca di saltare Celebic, attenzione, non si intendono Peretto e Celebic, poteva nascere un contropiede ma poteva nascere anche un'azione pesante per la PLP. Sì, si era aperto un buco nella difesa del Vicenza, fortunatamente per gli uomini di mister Cavallo il PLP non è riuscito a sfruttare questa disattenzione. Parpaiola intanto guardato proprio lì, avvicinato dal grande, l'imbucato di Furlan, Peretto però va ad anticipare Rizzo, Dal grande, Boulajar ancora per Dal grande, Peretto, Dal grande, Vicenza che secondo me a differenza della PLP ha anche qualche cambio in meno e quindi cercherà un po' anche di rallentare il ritmo. Sì, finora hanno giocato in 6 e giocheranno in 6 credo oggi il Vicenza, mentre 2 quartiti in campo finora per il PLP, 8 giocatori di movimento messi in campo da mister Zagatti. Boulajar fermato da Furlan con un fallo sacrosanto. Sì, ci può stare, visto il metro che hanno dato fino adesso, anche qui lo rivediamo. Uso eccessivo delle mani, Sì. Poi... fallo un po' ingenuo perché la palla probabilmente sarebbe stata persa e quindi hanno Parpa speso un fallo in questo momento inutile. Boulajar, Dal grande, Peretto. Ancora Dal grande. Guarda il movimento di Celebic, lo serve sul fondo, Celebic arretra, ancora giro palla del Vicenza. Dal grande per Boulajar, lo scarico per Celebic che cambia subito lato, al centro della pallone per Boulajar, facendo il pezzo delle linee di centrocampo dove campeggia il simbolo del Team Giorgione, la squadra cadetta che ospita queste Final Four che arriva prima giornata con le avvincenti semifinali. Adesso l'ultimo atto della Serie D. Dal grande per Peretto. E ora il possesso del palla del Vicenza è un po' sterile perché attenzione, palla per Peretto doveva essere più incisivo qui, tocco troppo morbido. Qui errore di Anu Parpa che si fa tagliare fuori dal movimento di Peretto, bravo Dal grande a servirlo e bravo il portiere Tieto, sta tenendo a galla i suoi, sta parando tutto quello che gli passa davanti. Dal grande intanto un destro sbilenco, mentre c'è il tecnico Time out. Zagatti della PLP che va a chiamare il time out al 18° minuto di sospensione, a rifiatare, a far dissettare un po' i ragazzi. Vicenza che meriterebbe il vantaggio, ma però Tieto formato super, sta tenendo lui lo 0-0 per la PLP. Per il momento Vicenza contro Tieto, la partita è in parità. Tieto sta parlando, abbiamo detto tutto. Vicenza che dopo un avvio anche buono sotto livello, l'abbiamo detto prima, sull'intensità, ha un po' rallentato in fase di possesso palla e sta facendo fatica a trovare spazi. Con la difesa del PLP schierata, Zagatti sta tenendo i suoi abbastanza bassi e sta togliendo spazi al Vicenza. PLP pronto a intercettare palle e ripartire, anche se finora Markovic è stato inoperoso. Markovic sta facendo l'8° in panchina, possiamo dire, no? Però attenzione perché... L'abbiamo visto anche ieri, basta un errore e Mare ci si ritrova in svantaggio.
Markovic ieri decisivo perché sul possibile 2-2 del Dragon, 3-2. sul possibile 3-2 del Dragon, esatto. paratona e poi il capovolgimento di fronte e poi è arrivato il 3-1 che ha di fatto chiuso la partita. Markovic ieri non grandi parate, tante parate, ma è stato un episodio determinante. È stato determinante. Per il Vicenza, Peretto e Dal Grande per il momento devono ancora uscire, siamo a 20 minuti. Sì. Beh, ma Dal Grande ha pagato il ticket del parcheggio per stare in campo tutta la partita anche quest'oggi. È coperto quindi. Sì, come oggi, sì, 60 minuti di campo. Vediamo il supplementare se dovessero esserci, se serviranno. Intanto Rizzo, Zecchinato, Rizzo, Parpaiola è fermato Dal Grande, va via Dal Grande, viene però fermato da Varotto che ci mette il corpo, Dal Grande va a lottare, Varotto d'esperienza protegge il pallone che esce a fondo campo, Attietto può far ripartire Varotto, giro palla, lungo, un passaggio filtrante lungo con Parpaiola che però non riesce a trattenere il pallone in panchina, in campo, mi era un po' distratto, colpa d'Alfredo. Boulajar, Dal Grande per Peretto, palla troppo profonda per Boulajar. Fortunatamente abbiamo le cuffie, ma faccio fatica a sentirti, Roberto. Oggi è un caos pazzesco. Incessante il tifo del PLP, dei tifosi. Che poi maledetto quello che ha inventato le trombette che non hanno bisogno di ricarica, che vanno sempre. Quelle sono infinite. Zecchinato intanto per Rizzo, Varotto riesce ad imbucare però dentro, vediamo se Parpaiola ci proverà. Parpaiola punta Dal Grande, Parpaiola lo scambio con Rizzo, il pallone è uscito proprio davanti agli occhi del signor Tiozzo di Chioggia. Rizzo alza anche il pollice, si era reso conto che la sfera aveva oltrepassato la linea nera della Belbote Arena. Intanto si rialza Nastic, probabilmente per entrare al posto di Celebic, palla velenosa, attenzione Dal Grande, il tocco fino per Peretto, lo scarico a Boulajar che torna indietro dal suo capitano, Boulajar lascia lì il pallone, Peretto per Celebic, Dal Grande. PLP comunque si sta difendendo bene, attenzione, l'ho chiamata Dal Grande, altra occasione. È la seconda volta che il PLP perde l'uomo quando il Vicenza attacca la parallela. Questa volta Dal Grande non è riuscito a inquadrare la porta, ma è un'azione che sta dando fastidio alla difesa del PLP. Tanto sono iniziati Accenti e Carbush, Zecchinato fraseggia con Varotto nelle retrovie, Varotto prolunga per Accenti, c'è il fallo di Boulajar, è il terzo fallo. Bella giocata qui di Accenti che si era liberato, fallo intelligente di Boulajar che era stato saltato per non correre rischi, ha preferito spendere il fallo. 22 sul cronometro. Falli fino ad ora tutti corretti, falli genuini, non cattivi. Sono Accenti e Carbush sul punto di battuta, Carbush ora si defila, Varotto e Carbush gemelli diversi. Vedremo se ci sarà uno schema. Accenti per Varotto, il tiro di Varotto, c'era lo schema ma il tiro è stato impreciso, anche se Zecchinato lo rivediamo. C'era Zecchinato sul secondo palo, poi si è spostato e la palla è proprio arrivata lì. Se restava sulla posizione poteva essere un'occasione importante per il PLP. Infatti Varotto gliel'ha detto. Allora, quello fosse lo schema, Zecchinato si è perso il momento, intanto è rientrato Jacqueline, Peretto è andato a riposare, Jacqueline e Nastic proprio dentro per Dal Grande verso Jacqueline che vuole chiudere il triangolo, non ci riesce, Varotto costretto a calciare lontano tra i piedi di Milos Markovic, il portierone vicentino. Vicenza che imposta una nuova azione partendo proprio a metà campo, Nastic non perde il pallone, Nastic, Carbush non so se l'aveva toccato, lo corretto, rivediamo. per me è fallo. Sì, c'era il fallo? Gli ha tolto un po' l'appoggio, secondo me sì. Vediamo se Andrea ce lo fa rivedere un'altra volta. Dico, qua in presa diretta era andato per far fallo, nel senso per, eccolo qua, grazie Andrea di Giambattista ovviamente.
forse prende il sinistro. Sì, gli ha toccato E il lo piede, sbilancia. esatto, lo ha sbilanciato. Bravo il signor Atanasov. In presa diretta non è semplice, tante volte vengono criticati i direttori di gara, però va detto che ovviamente possono sbagliare. Attenzione Dal Grande lo schema per Boulajar, il pallone che resta lì è uscito anche, mamma che brividi. Calcio d'angolo. Tanto spazio, troppo spazio per Boulajar. Il pallone che non so se abbia sbattuto anche sul palo. Barriera del PLP in questa situazione così, non era piazzata bene. 5 poco più al riposo. Boulajar per Dal Grande che si coordina. Un'occhiataccia di Dal Grande per Boulajar. Reo di non aver servito al 16 vicentino un gran pallone. Comunque ci ha provato. Sono quei gol che se escono sono veramente da Standing ovation. standing ovation, proprio detto bene. Accenti intanto, Varotto, Zecchinato si sposta, riceve il pallone Carbush ma lo anticipa Dal Grande. Carbush comunque fa sportellate in mezzo al campo, ancora PLP in possesso, Zecchinato verso Carbush, va ad anticipare in uscita Markovic, buon per il numero 1 bianco-rosso che il pallone però sia uscito. 5 al gong del primo tempo con Mister Cavallo che ha a disposizione ancora un time out. Dal Grande, scodella per Nastic che mette giù il pallone in mezzo, la sfera verso Jacqueline, recupero importante. Dal Grande prende ancora il pallone, l'esperienza. Jacqueline cercava il tacco come quello che aveva proposto ieri, palla che resta lì, poi sbatte su Dal Grande. Gran chiusura di Accenti, Stefano. Palla di Nastic, Accenti in ritardo, recupera in scivolata, grande intervento. Va di fatto a togliere un pallone destinato al gol perché anche Chieto sì. in quel momento non era posizionato bene. Grande azione, vale quanto un gol il recupero del numero 7 della formazione della PLP. Ponte San Nicolò, Legnaro e Polverara. Intanto Nastic recupera il pallone, quarto fallo. Si lamenta Accenti, ma mi sembra insomma che il fallo fosse Corretto anche questo, corretto. Stefano, a mio parere. Si allaccia allo scarpino Accenti, sportivamente Nastic Lo aspetta, bel gesto. ferma il pallone, ringrazia. L'applauso del pubblico pagante. Nessuno oggi, entrata gratis ovviamente. Nastic, Però gran cornice di pubblico, c'è pochissimi posti liberi. Nastic. Dal Grande, gran movimento. L'imbucata per Dal Grande. E qui provvidenziale ne ha scivolata Carbush, che va a dire di no. Il direttore di gara subito aveva segnato una rimessa del fondo, poi Calcio si d'angolo. ravvisa. Vediamo se Andrea ce lo fa rivedere. Sai cosa? Lui poi ha dato l'angolo perché tutti i giocatori della PLP sono andati come in difesa. E quindi si è fidato del... Aveva assegnato giocatori. rimessa al fondo. Dal Grande cerca l'imbucata Dal Grande che sia dentro o sinistro. Dal Grande ci prova, rimpallo, il pallone che resta lì, Ton la sta affilata. Grande conclusione quindi del centrale del Vicenza. Varotto da indicazione ai compagni, ha sparato lontano un pallone. Dal Grande, Jacqueline si accentra, poi qualcuno gli sfila il pallone, lo tocca in fallo laterale, resta lì in zona d'attacco la squadra di Mister Cavallo, deve arretrare il pallone. Fred Boulajar ha rischiato di invertire la rimessa. Palla di Dal Grande, bravo Jacqueline a recuperare Nastic e ancora Pietro. Continua il Vicenza con questo tiro da fuori, allo spazio. PLP che stando basso concede, ha fatto questa scelta il mister Zagatti di concedere il tiro da fuori. Per il momento Tieto non fa passare nulla. Boulajar per Dal Grande, pressato da Zecchinato. Bella l'imbucata, cercata per Nastic, ma è bravo Accenti a metterci il corpo. Due ancora da giocare più l'eventuale recupero, rientra intanto Peretto in campo al posto Poca di pausa per lui Boulajar. oggi. Varotto, Accenti, PLP che costruisce da dietro. Varotto lungo per Zecchinato, il vantaggio della PLP, la marca Elia Zecchinato. Minuto 29 al primo vero tiro, c'è il vantaggio padovano. Come ieri sera abbiamo visto fra Mirano, la semifinale di C2 del Mirano, il primo tiro in porta era andato sotto col Baita,
stessa cosa qui, prima sbavatura difensiva del Vicenza, mi sembra Peretto abbia perso l'uomo in questo frangente, Zecchinato non se l'è fatto dire 2 volte e è insaccato alle spalle di Markovic. Il gran gol di Zecchinato con la testa, l'anticipo, ancora Zecchinato a liberare dal grande la distanza, pallone che rimbalza contro Peretto che lo muove dalla parte opposta per Nastic dal grande a muovere ancora la sfera per Nastic, l'apertura per Džekelin, immediato il pareggio del Vicenza, Alan Džekelin, 1-1, tutto da rifare, che bella partita. Botta risposta. Grandissimo gol di Džekelin, adesso la rivediamo, qui c'era anche forse un fallo su dal grande, gran passaggio di Nastic per Džekelin che trova l'unico spazio che Tieto aveva lasciato, 1-1. 30° minuto, tra poco andiamo nel recupero, gran gol, Džekelin, Peretto fermato, non c'è il fallo, Carbush, attenzione, Carbush, bravo Nastic a chiudere la diagonale, dal grande non riesce. Gran lettura di Nastic. Džekelin, giocatore che parla poco, ma anche quest'anno ne ha già messi tanti di gol, giocatore importante e fondamentale per il Vicenza. Mi sa che è un giocatore che gli piace parlare con i fatti. Intanto abbiamo superato che il 30° minuto, non ho ravvisato il direttore di gara concedere l'extra time. Credo andremo con 1 minuto di time out e non di più. Importante, mentre andiamo verso i titoli di coda di questo primo tempo, per il Vicenza era importante pareggiarla subito, non meritava di andare sotto al riposo, ma PLP che ha dimostrato, nonostante la stanchezza delle sfide importanti di fila, di essere sul pezzo. Assolutamente sì. Sicuramente vivremo un secondo tempo ancora vibrante, ricco di emozioni. Dal grande c'è il fallo. È il quinto fallo, che poi il fallo di prima sul gol potrebbe essere stato il tiro libero perché c'era il fallo. Anche in questo caso come chiamata corretta, è entrato un po' troppo in leggero ritardo Carbush e ha colpito dal grande. Ultima azione probabilmente di questo primo tempo, vediamo dal grande, sembra andati a calciare, è difficile da lì, invece non ci ascolta, va a calciare. Ci prova sempre. E arriva il duplice fischio, cosa dire, un gol per parte, 1-1, Vicenza che meritava di più, però noi ci stiamo divertendo. Sì, bella partita Stefano, partiti forte, poi il ritmo ovviamente un po' calato, tante occasioni per il Vicenza, PLP che colpisce la prima occasione, pareggio anche giusto, importante per il Vicenza, ai punti chiaramente il Vicenza avrebbe meritato qualcosa in più, però per quello che abbiamo visto un grande Tieto in porta, pareggio va bene così. 10 minuti di pausa, poi con l'immagine di Giambattista torniamo qui live dalla Bilbotea Arena per PLP Vicenza, 1-1 per il primo tempo e la finale di Coppa Veneto in Serie D.
Sono tornate in campo le squadre, tra pochi istanti via il secondo tempo di PLP Vicenza, 1-1 dopo i primi 30 minuti. È successo tutto nel finale di tempo con il vantaggio, gran gol di Zanchetta, Zecchinato, continuo a sbagliarmi, e poi l'immediato pareggio di Geccherin. Altri 30 minuti, in caso di parità ci saranno i tempi supplementari nella Vicenza che va ad impostare la prima manovra offensiva. Viene qui subito a prendersi il pallone la PLP con Peretto, giro palla, Geccherin va sulla sinistra, viene fermato Geccherin. Allora può ripartire la PLP con Zecchinato, autore del gol del vantaggio. Non riesce da grande ad anticipare il numero 5 Rizzo, il lungo Varotto. Vediamo Stefano se il secondo tempo ripartirà con le emozioni con cui si è chiuso il primo tempo. Auguriamocelo, come se lo stanno augurando i tanti tifosi che stanno guardando la partita a casa. Vi ricordo di mantenere anche un linguaggio corretto, evitate le bestemmie, perché se scrivete delle bestemmie e lo fate con dei nickname siete anche dei poveracci. Ecco, perché ho letto un messaggio della LND, insomma, non una gran cosa, sono stati cancellati i messaggi. Tanto c'è il primo fallo di questo secondo tempo, si abbracciano Rizzo e Peretto. Ecco, mi raccomando, mantenete un comportamento leale e corretto all'insegna del futsal, come si sarebbe detto in qualche comunicato antiviolenza di molti anni fa, quando mi toccava leggere quelle cose. Qualche protesta di mister Zagatti, Peretto dal grande Peretto, dal grande giro palla Geccherin, dal grande non si intende con Peretto, la rimessa laterale per la PLP. Imbucati in mezzo per Parpaiola, salta Peretto, Parpaiola! Il nuovo vantaggio della PLP con Marco Parpaiola, mette tutto in cassaforte, casa sua, e poi in destro chirurgico Roberto. È stato un gran gol, gran movimento. Ieri hai detto che ha dato la scossa ai suoi, oggi Idem ha fatto una grandissima giocata sia su Peretto sia sul Dal Grande, gran gol. Vediamo se Andrea ce lo farà rivedere, perché secondo me merita una giocata di qualità. Parpaiola che di fatto si è mangiato la difesa, lo rivediamo. Pensate Dal Grande, salta Peretto in recupero, poi di esterno destro la mette sull'angolino dove Markovic non può arrivare. Attenzione, con Zecchinato lo scatto, non riesce a salire Rizzo, che comunque ringrazia il compagno. Grande inizio di secondo tempo. Ma un polso slegato qui ai ragazzini che suonano il tamburo non gli verrà mai. Che bello vedere l'esultanza dei Boccia. Beh, è esplosa la curva del PLP, per chi non è qui credo si sia sentito il rumore, ma grande esplosione dei tifosi. Dal Grande, consegna il pallone a Geccherin sotto la nostra postazione, lo ridà Dal Grande, Peretto prolunga per Geccherin lotta, scarica dietro per il capitano del Vicenza che muove sinistra per Dal Grande guardato da Parpaiola, palla in mezzo per Geccherin che non riesce a domesticare la sfera. Zecchinato lo recupera, fa ripartire le azioni suoi, Peretto ci mette le punte del piede, poi ripartire il Vicenza con Peretto, tutto solo però Peretto cerca di saltare Parpaiola, il pallone è uscito, protestano Furlan e mister Zagatti, lo ha visto però il signor Tiozzo di Chioggia e quindi sarà laterale Vicenza che dovrebbe, Peretto che restituisce palla molto sportivamente. Grande sportività di Stefano Peretto che va a restituire il pallone. Era molto al limite il pallone dentro fuori, Peretto non ce l'ha sentita di giocare, palla in alto avanti per Markovic che muove subito verso Peretto. Vicenza che ha 25 minuti, sono tanti, ma un gol del genere così appena tornati in campo non è sicuramente buona guardia. Attenzione ancora Geccherin per Nastic. Geccherin non ha visto Dal Grande a sinistra che era completamente libero in posizione di tiro. Difficile anche parlarsi tra compagni con questo frastuono. Attenzione il tiro di Nastic, Parpaiola lo ferma,
Parpaiola poi cerca di saltare Nastic, il pallone però è uscito, comunque sarà fallo laterale all'altezza quasi della linea di metà campo con Dorde Nastic che apre subito dietro per Dal Grande. La giocata verso Nastic, la finta Nastic, carica il sinistro, un tocco di mano involontario secondo il direttore di gara. Dal Grande, si era fermato anche Nastic, PLP che poi ha sparato via il pallone. Però era involontario, è giusto far giocare. Nastic, Dal Grande, errore di Dal Grande, Parpaiola non ne approfitta, recupera il pallone Dal Grande ancora. Forse Vicenza non deve commettere l'errore di aver paura, cioè manca una vita e sanno giocare. secondo me Stefano, il Vicenza ha due problemi. Il primo che è un po' troppo lento in fase di possesso palla, quindi sta facendo fatica a trovare spazi. Il secondo, mi sento di dire che qualche giocatore avrebbe bisogno di rifiatare. Perretto e Dal Grande tanti minuti, Dal Grande mai uscito e si inizia a vedere qualche errore di troppo, forse per mancanza di lucidità. Forse mister Cavallo dovrebbe concedere qualche minuto di riposo. Vedremo se Vincenzo Cavallo, tecnico vicentino, che ha già messo in bacheca il campionato, il girone A di Serie D quest'anno, ti ascolterà e riuscirà a mettere in bacheca anche il secondo trofeo stagionale. Markovic per Dal Grande, Geccherini a sinistra, scarica dietro per Peretto per Nastic, si libera Nastic al tiro sul secondo palo, Zecchinato, gran copertura. Era un po' in ritardo, anche lui, gran recupero e si è fatto trovare pronto. Il tiro intanto di Dal Grande da fuori, Parato da Jacqueline. Aveva trovato lo specchio della porta, ma c'era provata una Geccherina. Tieto, lungo per Parpaiola che arreppiona il pallone alto, Parpaiola non salta Dal Grande, con una break, Dal Grande ad aprire per Nastic, costretto a fermare il gioco, lo scarico dietro per Peretto, Nastic a chiudere, ma c'è Tieto che Bella lettura. legge bene l'uscita, Markovic per Dal Grande e mister Zagatti già pronto con un paio di cambi. C'è il fallo. Sì, Nastic aveva scaricato e tagliato verso l'interno. Per Dal Grande, la conclusione di Dal Grande che sbatte ancora sul lato di attenzione, il pallone ha regalato al possibile contropiede di Accenti, Markovic dice no, è il contropiede ora del Vicenza, fermato da Parpaiola, gran lettura anche di Parpaiola, non viene fermato da Geccherini, non c'è il fallo, se c'è il fallo sicuramente non lo sentiremo. Nastic, l'apertura per Peretto ancora, lì poi ci sarà probabilmente un fallo da fischiare dopo e Peretto mette in fallo laterale il pallone, Geccherini lo tiene in campo. Per il direttore di gara però non è successo niente. È successo un po' di tutto, ripartenza, Accenti non la scarica sul secondo palo, prova il tiro, Markovic para, poi Nastic scarica e subisce un fallo, l'arbitro seguendo il gioco non riesce a vederlo, palla buttata fuori da Vicenza, si riparte. Intanto Bulajar rientra in campo, Markovic, tocco comodo per Dal Grande, 8, ce ne sono già andati, la PLP che ha aperto il secondo tempo con il vantaggio, firmato a Parpaiola, Peretto per Bulajar, pallone che rimbalza dopo addosso a Carmouche. Peretto, fermato da Accenti, Alimandi dietro per Carmouche, Varotto prolunga, però direttamente alle spalle di Markovic che corre a prendere il pallone, Vicenza che ha fretta di alzare nuovamente il baricentro e spostarsi nella metacampo avversaria. Lo fa partendo da dietro con Dal Grande che serve Peretto, il capitano muove ancora per Dal Grande ferma il pallone sotto la sua destra, cambia lato per Celebic che è rientrato in campo in questo secondo tempo da pochi istanti. Peretto, Dal Grande, Vicenza che fa fatica a penetrare tra le maglie della difesa. L'abbiamo detto, secondo me è un po' troppo lento il possesso palla e quindi il PLP è basso, chiude gli spazi, se non sei veloce fai fatica a mettere in difficoltà questa difesa. È una rimessa laterale con il direttore del signor Tiozzo che indica a Jacob Accenti di velocizzare il ritorno verso il fallo laterale dove essere battuto questo out. Accenti per Varotto sulla testa di Carmouche,
la palla termina alle spalle della panchina vicentina, pronto Boulajar a rigiocare il pallone dentro per Dal Grande, Peretto, bucata per Celebic, l'anticipo di Varotto che scarica dietro per Accenti, lo scambio ancora con Varotto, costretto poi a mettere in fallo laterale, volevano una spinta i giocatori della PLP. Dal Grande, l'imbucata per Boulajar, tra le mani però di Pietto che rilancia veloce verso Accenti fermato da Dal Grande, rimessa laterale per la squadra di mister Simone Zagatti. Ricordiamo una cosa, Stefano, che per il PLP questa finale vale doppio come varrà per il Mirano, perché chi la vince al primo posto di pescaggi, e per il PLP potrebbe vincere oggi, potrebbe voler dire mezza promozione in C2. Conclusione sull'esterno della rete di Davide Pasciutto. Hai detto bene Roberto, qualcuno rivorrebbe però la vittoria di Coppa e promozione. Secondo me ci sta, per dare ancora più valore. Sarebbe, sì, ci può stare. Il problema è se dalla C2 alla C1 ne retrocedono dalla B, ne viene su anche dalla Coppa, si rischia di avere un campionato più. Intanto l'anticipo, non c'è il fallo. Sembrava di sì in diretta. Rivediamo. No, corretto il fischio, corretto il non fischio. Si è lasciato andare. Contatto di gioco, non fallo. Però in C1 c'è sempre posto, perché poi magari qualche defezione, si potrebbe portare la vincitrice della Coppa direttamente in categoria, a categoria superiore. Ovviamente per chi vince la C2 in C1 e per chi vince la D in C2. Vicenza, 11 sul cronometro, siamo dentro al 12° minuto di gioco, ne mancano 18, poco più. Dal Grande, formato da Accenti, Boulajar scarica dietro per Peretto viene a servire Dal Grande libero, Dal Grande torna dal suo capitano che avanza indisturbato, a destra per Dal Grande, imbucata verso Celebic, Dal Grande gira veloce per Peretto si accentra, c'è il fallo e adesso, forse anche no, avevo visto la mano in tasca, invece non è arrivata. Niente cartellino, ma qui credo che il giallo e comunque ci stava, e comunque terzo fallo. Ricordiamo Stefano, per chi si è messo in ascolto soltanto ora, in caso di parità oggi ci sono i supplementari e soprattutto i falli del secondo tempo non si azzerano, quindi 3 falli del PLP potrebbero diventare un fattore alla lunga. Peretto, Accenti e Carbush, con Accenti che lascia la barriera a solitario Carbush, Rizzo che va a chiudere bene la diagonale, vediamo se Peretto andrà a calciare. Attenzione al tiro di Dal Grande, ha giocato in mezzo, erroraccio di Boulajar, era uno schema fantastico, bravo Celebic, qui si è mangiato un gol. Celebic si era spostato camminando l'MLM, Boulajar qui si è divorato un gol, vediamo se risponde adesso Boulajar sul fondo per Dal Grande che cerca di mettere in mezzo un pallone, l'ultimo tocco di Dal Grande, dunque sarà rimessa dal fondo per Tietto che va a cercare il pallone, ma c'è il time out di mister Zagatti che richiama... Zagatti che spende presto il suo time out, avrà visto qualcosa che non va nei suoi, vorrà sistemare qualche piccolo dettaglio. Dalla lavagna non riusciamo a vedere nulla perché ci sono i ragazzi della PLP lì davanti che nascondono la visuale. Cavallo invece non usa la lavagna, va più un time out mentale per caricare i suoi. Vicenza che ha avuto l'occasionissima di ritrovare il pari. Sì, però in questo secondo tempo il Vicenza, a differenza del primo, sta facendo molta più fatica a trovare la porta del PLP, ha rallentato vistosamente il ritmo e questo sta facendo sì che le occasioni fanno fatica ad arrivare. Ancora lunga, ma in questo momento è la PLP che ha mezza mano su quella coppa che avete visto nel pre-partita, inquadrata l'immagine di Andrade Giambattista che anche oggi cura la diretta con tanto di regia di questa prima finale alle 19, sì esatto, Mirano e Cuore Celtic Verona
si contenderanno invece la Coppa di C2. Dai grandi in anticipo per Celebic, scarica dietro per Boulajar, cambia lato per Dai Grande, Peretto, Boulajar, non c'è movimento però in mezzo, Boulajar, continuare dietro per Dai Grande, avanti per Boulajar, lottano i due, c'è il fallo di Boulajar, un buffetto anche precedente, lo avete anche rivisto nel replay e poi insomma da lì era difficile non fischiare il fallo. Varotto lungo per la testa di Rizzo, il pallone che si alza a campanile, resta lì, poi esce in fallo laterale. Dal Grande che si arrabbia con Markovic, reo di non averla chiamata. Momenti di tensione che non fanno assolutamente bene in casa Vicenza. No, e forse Dal Grande avrebbe anche bisogno di riposare un attimino, Stefano. Eccolo lì. Chiaramente qualche errore quando sei poco lucido succede. Tieto per Carbush, Anas Carbush, gira avanti per Rizzo, bracato da Dal Grande, si porta fuori il pallone a Rizzo, non c'è fallo, lo aveva chiesto Rizzo, deve regare il signor Chiozzo di Chioggia, lo chiede scusa Carbush che a sua volta chiede il cambio, ha speso molto il numero 11 della PLP, Boulajar per Peretto sul lato opposto del Boché Arena, la puntata verso Celebic, si va via Celebic, c'è una mano clamorosa, Sì. una mano clamorosa e questo è un grave errore perché la mano è clamorosa, non so se era in area ma Sì, comunque era sì. una mano Vediamo se clamorosa. Andrea ce lo fa rivedere. Era Episodio importante a 12 minuti alla fine, 13. Era una mano clamorosa, eccolo che lo rivediamo, la parata, si vede proprio che Varotto, ed era rigore perché Ed era dentro l'area. Era dentro, questa è una svista del signor Tanasov di Verona. Dal Grande, la puntata. Diciamo una cosa però Stefano, il regolamento dice che se il movimento è congruo, quindi nella scivolata il braccio non aumenta il volume, non è fallo, però nell'occasione rivedendola ha mosso la mano, ha colpito la palla, quindi in quel caso lì che poi è anche l'istinto, mi sento di dire rigore. è anche l'istinto che ti porta ad andare a toccarla. Questo per far capire che se la mano stava ferma non poteva essere mai rigore, avendo con la mano dato il colpo e spostato la palla diventa un fallo punibile, cartellino giallo e rigore. Celebic, aspetta i compagni, Peretto, Dal Grande, Boulajar, Celebic, la giocata, Vicenza poco lucido ma anche PLP che non se la sente più di cercare di offendere, palla per Boulajar, Fallo. quarto fallo e adesso forse ci può stare anche il cartellino ed è così, arriva il cartellino ad Accenti, Corretto. quarto fallo per la PLP. Nel frattempo il cronometro scorre, Assolutamente. siamo a 11 minuti dalla fine. Punizione Vicenza. Più sicuramente uno di recupero e vedremo se anche qualcos'altro. Pronto Peretto. Il fischio. Peretto, Celebic, il secondo palo, arriva però Zecchinato. Schema come quello di prima. PLP che ancora ha perso Molto l'uomo. simile e qui anche qui ha rischiato. Celebic si fa sempre trovare libero per mettere palla in mezzo. Stavolta non è arrivata la palla all'attaccante del Vicenza, prima ricordiamo l'errore di Boulajar. Fred Boulajar, dietro per Dal Grande. Peretto si gira, Peretto, lo scambio è fermato, il pallone che resta lì. Si toccano i due, la rimessa laterale. Forse c'era un fallo su Zecchinato. Per il Vicenza, sì, l'entrata non è stata pulita, c'è stato un groviglio di gambe e una gamba attesa, non so se fosse quella di Peretto o di Celebic, è andato a... Forse Celebic ha pestato, magari anche involontariamente Sì, Zecchinato. nel caos più totale. Tanto fallo laterale per il Vicenza che resta lì in zona d'attacco. 10 alla fine, siamo nell'ultimo tratto di gara. Dal Grande! Di poco out.
rimessa dal fondo con Tieto, lungo per Accenti, sono addormentati. Parpaiola, il 3-1 della PLP con il Vicenza che si è letteralmente addormentato. 3-1 PLP, adesso si fa dura. Il Vicenza protesta per un calcio d'angolo, voleva il calcio d'angolo, infatti si sono trovati sbilanciati, 3 in fase offensiva, il portiere è stato rapido a lanciare, 2 contro 1 e Parpaiola, altro grandissimo gol. Time out intanto di mister Cavallo che chiama subito a rapporto i suoi. Vediamo se si gioca subito il quinto, eccolo lì. Passa la maglietta. Maglia verde per Peretto. E se Andrea fosse bravissimo a farsi rivedere la conclusione del Vicenza precedente al gol, perché il Vicenza appunto chiedeva calcio d'angolo, da rivedere se c'era questa deviazione o meno. Andrea è un fenomeno subito. Dal grande. Francamente così non mi sembra. Non mi sembra in presa diretta. Poi se mi arriva il messaggino però licenzia Tosini la prossima volta perché con questi replay basta. Ci può stare, ha ragione. Grazie invece ad Andrea, subito pronto. Non ne sbaglia una, però è un fenomeno. Sì, ieri sera ore 10:30 circa, occhio stanco, lucido, era veramente cotto da mezzogiorno che era qui. Oggi è più facile, metà del lavoro, dai. Quindi possiamo pretendere qualche replay in più. Queste saranno le mie ultime parole, credo, Stefano. Per la C2 arriverà qualcun altro. Tornano in campo le squadre e adesso la deve svoltare il Vicenza, non può permettersi di giocare in impasse. Peretto portiere di movimento. Allora, la qualità il Vicenza sui piedi ce l'ha, vedremo se mister Zagatti ha preparato la fase difensiva del quinto e vedremo se il Vicenza riuscirà ad accorciarla subito. Ha bisogno di un gol in fretta per poi tentare tutto per tutto per portare la gara in supplementare. Dal grande, Peretto il capitano portiere di movimento, Nastic, dal grande, Peretto. Difesa alta del PLP, aggressivo. Nastic ancora, cambiato per Peretto, non trovano però lo scarico sul fondo verso Celebic o Alan Gecherin, imbucata per Nastic, il pallone che scivola fuori. Ci mette anche la punta al piede Carbush. Vicenza che deve recuperare la sfera con Dal Grande. Peretto che farà ripartire il gioco, anzi no, sarà Nastic a battere questo fallo laterale. 7 alla fine di 30 minuti regolamentari. Nel frattempo si sono invertiti Peretto e Nastic. Infatti Peretto era dalla parte opposta alle panchine, sarebbe stato un problema fare il cambio. Ora si sono sistemati. Peretto cambiato proprio per Nastic. Dal grande, tiro fuori specchio porta e ora può uscire la formazione del PLP, ma Dal Grande recupera ancora il pallone che la PLP se lo riprende con Accenti che cerca di andare via, Dal Grande lo ferma, Gecherin può aspettare i compagni, Gecherin per Dal Grande prolunga per Celebic. Possiamo dire una cosa, Stefano, ieri si diceva finale anticipata Vicenza-Drago, ma non è così. Il PLP sta facendo veramente una gran prestazione e merita di essere a questa finale. Peretto per Nastic, Dal Grande, ancora per Nastic, in fondo per Celebic, il pallone che resta lì fermato dal lato B di Nastic con Peretto che resta in campo. Peretto sta facendo gli straordinari avanti e indietro. Dice mister Cavallo, no, resto dentro, 6, meno di 6. Intanto è entrato anche Anurp Furlan, il capitano della PLP, lancio lungo con Dal Grande che anticipa Carbush. Nastic torna su Peretto come quinto di movimento, Dal Grande a servire il pallone proprio a Peretto che non va sul fondo. 5:30 intanto, ancora da giocare, PLP avanti 3-1, Vicenza con Peretto portiere di movimento che cerca di aprire la partita. Alan Gecherin in mezzo per Nastic verso Celebic che viene fallo scaraventato a terra, poi carambola su Tieto che ha la peggio. Però Tieto è arrivato in ritardo, ha preso la caviglia di Celebic, adesso lo rivediamo. Allora, vista da qua sembrava fallo di Tieto che poi ha avuto anche la peggio. Non è stato ravvisato. Ha rischiato Tieto perché la palla era già andata e ha rischiato. Vicenza resta in avanti con Peretto, Dal Grande
però mancano sempre meno minuti. E soprattutto Stefano, in questo avvio di potere di movimento il Vicenza non è riuscito a concludere e rendersi pericoloso. Ottima difesa del PLP e portiere abbastanza sterile del Vicenza. Celebic per Peretto, gira la proposta per Zeccherin, miracolo di Tieto che salva ancora i suoi. Nastic il tiro che carambola addosso alla schiena di Zecchinato, la grande protegge, che parata quella di Tieto. Sì, prima volta che il Vicenza riesce a trovare l'uomo libero sul secondo palo, Tieto presente, grande prestazione per lui. Tieto e la doppietta di Parpaiola, MVP per la PLP, se questo fosse il risultato finale. Peretto per Nastic, dal grande, cercava la palla in mezzo. Forse una percentuale in più per Tieto, perché nel primo tempo ha tenuto la partita in parità. Zeccherin fermato, Peretto, c'è il fallo. Quinto fallo, attenzione che è il quinto fallo. Forse no. L'arbitro ha alzato quinto. Sì, sembrava avesse alzato la mano come fallo di seconda, per quello ti ho detto. Ma esperienza Peretto perché se l'è cercata. Al quinto fallo bisogna aspettare il fischio del direttore di gara, giusto? Sì, per andare al tavolo, avvisare, quindi si riparte col fischio del direttore. 3 minuti, deve velocizzare il Vicenza il più possibile. Ora comunque il prossimo fallo sarà tiro libero, altra occasione in più per il Vicenza. Celebic di là, lo schema è sempre lo stesso, cambiano i fattori ma non i giocatori. Zeccherin, un pallone scodellato dal grande, pallone ripreso dal Vicenza con un po' di fortuna. Celebic cerca in mezzo, arriva anche Furlan a coprire lo spazio di tiro, dal grande dietro. Meno di 3 alla fine. Peretto, dal grande. Nastic, Celebic ancora fermato da Furlan. Peretto! C'è angolo. La toccata di testa però il difensore del PLP. No, se c'è è rimesso al fondo. Peretto fuori dai pali. Zeccherin va a fermarlo, il pallone è uscito, rimessa laterale con Accenti, aveva forse di aver colpito un pallone di testa, non ha ravvisato. Queste erano le proteste della panchina vicentina. Si riparte, 2 minuti con Dal Grande che continua ad alzare il baricentro dei suoi. Celebic, Nastic, Dal Grande, Peretto, veloce a scaricare la parte opposta per Nastic. Celebic, ancora Furlan, arriva Dal Grande, la conclusione sul piede di Nastic che alza la palla alta. Rivediamo. Non era facile, Nastic ha provato a mettere il piede ma non era facile indirizzare la palla verso la porta. Qui un contatto. Qui grande sportività. Nastic ha dato una spallata, poi è partito subito. C'era la spallata. Diciamo che Nastic poteva aspettare a ripartire, ecco, dopo la spallata vedi un attimo come sta. Peretto però si è fermato subito, finta lì. Gran sportività comunque quella di Peretto che poteva ripartire. Secondo me sarebbe uscita una bolgia clamorosa. Il giocatore Accenti resta fuori, ma non toglie le cuffie perché sennò viene fuori un frastuono. Vai tranquillo, tu tieni sulle cuffie e va bene così. Nastic ha dato una spallata e il ragazzo ha sbattuto sulla panchina. Questo è quello che abbiamo visto da... No, perché poi Andrea, a te non ti sgrida, ma sgrida okay. me medesimo. Qua in tribuna chiedevano spiegazioni, visto che abbiamo il monitor, abbiamo... Diciamo che il buon Nastic si era disinteressato del pallone, la spallata c'è stata. Sì. Spallata... Più che altro il giocatore del PLP era in corsa e quindi è bastata una spallata per perdere l'equilibrio e finire
Il problema è che ha sbattuto contro la panchina del Vicenza, quindi è lì che si è fatto male. Intanto la partita è finita, almeno il tempo regolamentare è scaduto. Allora, quando c'è stata la spallata mancava un minuto. Un minuto, vedremo allora. Quindi adesso ci sarà da giocare un minuto più, credo, un paio di 3 minuti di recupero per i 2 time out, uno di gioco, credo. Invece gli arbitri chiamano 3 da adesso. Ancora 3 minuti di passione, quindi si giocherà fino al 33-30. Dal grande. Nastic. Peretto Nastic. Dal grande. In fondo per Jacqueline. Spara alto il pallone. Sarà Tietto a far ripartire il gioco. C'è il corner adesso. Ecco, qui non so chi l'avesse visto, perché Celebic avevo visto che stava indietreggiando. Tutto il corner, Peretto, imbucata, cercata, palla che termina tra i piedi di Tietto, che è troppo precipitoso nel cercare di rilanciare. Qui tira, brutta conclusione, perché si trova subito una rimessa sulla tre quarti offensiva per il Vicenza. Celebic per Jacqueline. Celebic non ha visto alle sue spalle Nastic in arrivo, che a porta vuota difficilmente avrebbe sbagliato. Ha provato a servire Jacqueline, che non ha trovato la via del gol. Tietto apro in lungo su Nastic, che di testa voleva cercare di servire il portiere Peretto, non c'è riuscita. Iniziano a fare festa quindi della PLP, gran frastuono con mister Zagatti che vorrebbe andare in panchina a Vicenza. Zagatti è finito nella panchina del Vicenza, in transa agonistica, giustamente. Transa agonistica pazzesca per il giovane tecnico della PLP, ma ancora Vicenza che ci prova comunque fino all'ultimo, dal grande per Peretto, la conclusione smorzata in calcio d'angolo da Zecchinato. Peretto ancora Zecchinato in corner. Manca 1 minuto e mezzo, ma non è ancora finita, per un gol del Vicenza rapirebbe tutto. Dal grande Varotto si mette tra compagni e porta. Dal grande Nastic in mezzo, il pallone calciato lontano da Rizzo, che ha sbagliato completamente. Frettoloso, perché la porta era vuota, se controllava e calciava. Ancora un minuto ancora. Peretto, Jacqueline, Tietto MVP. Per distacco. Assolutamente Tietto MVP. Peretto. Anche se la doppietta di Parpaiola fondamentale. Dal grande, danno il pallone, il tiro di Zecchinato con Furlan che la protegge, palla in mezzo per Jacqueline, arriva Varotto, allora non vuole proprio entrare perché la difesa del PLP è sontuosa, una PLP che si sta portando a casa la Coppa Veneto. Forse abbiamo la parola alla fine. Mancano 15 secondi, titoli di coda con il triplice fischio che fa scatenare la festa della PLP, una vittoria meritata. E allora possiamo dire che tanti addetti ai lavori, anche me compreso, avevano sbagliato. Detto. La finale era oggi, PLP Vicenza, non era ieri. Abbiamo sbagliato il pronostico, grandissima prestazione del PLP, grandissima vittoria contro la corazzata Vicenza. Vicenza che forse oggi ha pagato le poche rotazioni, i pochi cambi, non è riuscito a dare ritmo alla partita. PLP è stato perfetto in fase difensiva, soprattutto grazie al suo portiere Tietto, che ha parato tutto quello che gli è passato davanti. Michele Tietto, classe 91, super protagonista di questa sfida. Adesso avremo anche le premiazioni in campo, applausi ovviamente ad entrambe le squadre per quello che ci hanno. È stata una bella finale, Stefano, è stata una gran bella partita. Assolutamente. E se il buongiorno si vede dal mattino, chissà che sia di auspicio per una grande finale anche di Coppa di C2. Alle 19 ci saranno in campo Mirano e Core Celtic Verona, partita anche sportiva perché se le sono date di santa ragione, però sportiva. Anche nell'ultima occasione Peretto si è fermato, Peretto che dà il pallone agli avversari e gli avversari che si danno la mano, confermano le decisioni degli arbitri. È stato un bello sport molto per fair il play. futsal. Molto fair play. Intanto vediamo i ragazzi del Mirano che stanno scendendo negli spogliatoi, vanno a prepararsi per la finalissima.
finalissima di C2, ennesima sfida importante per il Mirano dopo lo spareggio perso. È la loro in Bari. settimana di big match per il Mirano. A loro va anche bene giocare i playoff a maggio, così possono riposare Un po' di riposo se lo sono meritato e guadagnato. Grande festa intanto del PLP. Ci sono le premiazioni. Allora io chiedo ad Andrea se posso staccare il volume. Filippo Bertolo. Filippo. Andrea non so se mi ascolta, perché le premiazioni le faccio in diretta con il microfono o senza cuffie, anche con le cuffie. Very good, grazie mille, sai. Ho salutato Roberto Dosini, ho tolto l'audio, puoi andare. Terminata con la grande vittoria della PLP, questa finalissima di Coppa Veneto Serie D. Un grande applauso al Vicenza e un'ovazione per i neocampioni della PLP. A breve per le premiazioni verranno chiamati i due direttori di gara. Pronto allora per le premiazioni di Giambattista, responsabile Calcio 5 Veneto, con Alessandro Marini e Osvaldo Bonora, dirigenti, pronti a seguire le vicende del torneo delle regioni, a preparare la coreografia per queste premiazioni. Vediamo se il buon Osvaldo si accorge di avere il cartellone al rovescio. Se oggi al posto di Winners avremo Zrenim. Ecco che si è accorto, mitico Osvaldo. Alle 19 appunto avremo la sfida tra Mirano e Core Celtic Verona, vedete in palio la Coppa Veneto di C2. Attendiamo l'ok anche dal buon Michele per iniziare questa premiazione. Vicenza che non riesce a raccogliere il double, stagione comunque straordinaria per i ragazzi di Mister Cavallo, 2 sconfitte in 3 giorni, quella con la Nicena proprio conta, pesa di più per la testa e il cuore questo KO di Coppa. Attendiamo il via libera per questa premiazione con il direttore di gara signor Racchiotto e Atanasov, che verranno premiati come direttore di gara di questa finale. Intanto vedete che l'MLM e i giocatori di Vicenza si stanno avvicinando per il classico pasillo di onor. Si salutano dirigenti, giocatori, avversari in campo, grandissima partita. Va un po' per il lungo questa premiazione. Sta preparando la scenografia.
microfono che fa casino questo. Intanto il suono sottofondo della Belbotea Arena che ha ospitato anche queste finali per un'oretta, l'epilogo di questa seconda giornata di gara con i ragazzi di Mr. Stein del Mirano e quindi Don Carlos Citraro del Celtic Verona a giocarsi la Coppa DC2, Coppa che dà diritto al primo posto per un eventuale ripescaggio e PLP dunque si mette in pole position per ritrovare qualche avversaria nella seconda serie regionale del prossimo anno. Tutto pronto, vediamo se arriva l'ok, ecco che arrivano i due facchini, Osvaldo e Alessandro, pronti a portare le medaglie in mezzo al terreno di gioco che ha ospitato questa prima finale di giornata che ha visto la vittoria della PLP per 3-1, una vittoria costruita con una grande prova dopo un inizio pazzesco del Vicenza che nel primo tempo non ha saputo trovare davvero il vantaggio nei primi minuti di gara. Possiamo allora iniziare con le premiazioni. I primi ad essere premiati con una targa ricordo sono i signori Tiozzo di Chioggia e Atanasov di Verona, direttori di gara di questa prima finale. Complimenti ai due fischietti in maglia gialla, un applauso ai due direttori di gara che hanno fischiato in questa prima finale della Coppa Veneto di Serie D, grazie al signor Tiozzo di Chioggia e Atanasov di Verona. E con il pasillo di onor della PLP un grande e doveroso applauso per chi ha combattuto fino alla fine, ha perso ma va fuori a testa alta. Complimenti al Vicenza Calcio a 5, secondo classificato in questa Coppa Veneto di Serie D. Avanzano i giocatori della Vicenza, andiamo allora a leggere chi è sceso in campo quest'oggi. Milos Markovic, il secondo portiere Riccardo Vicario, Fred Boulajar, Vicenza ricordiamo che ha stradominato il girone A di Serie D e comunque il prossimo anno giocherà nel secondo torneo regionale del Veneto. Con la maglia numero 19 Marco Gostic, con il 6 sulle spalle in gol anche quest'oggi Alan Jekelin. Io faccio fatica a dire che abbassi la radio, vediamo se ora lo sente. Abbassa la musica. Dorde Nastic, grande protagonista anche ieri, bravo Dorde. Ivisia Celebic, André Luis Sachet, con la maglia numero 2 Luca Bussi, con il 13 ora la volta di Alessio Vanzo. Pochi minuti per lui, Mattia Dal Grande. E per ultimo il capitano Stefano Peretto. Poi piano piano anche i ragazzi che oggi erano presenti in tribuna a ricevere le medaglie con Michele Di Giambattista, responsabile della FIGC LND del Veneto, e Alessandro Marini.
Se andiamo avanti così penso che per le 19 non riusciremo mai a cominciare la prossima partita. Premiazioni che si stanno dilungando e non poco per questa Coppa Veneto di Serie D. Vicenza si sta prendendo le medaglie. Un grande applauso al condottiero mister Vincenzo Cavallo. E via via la dirigenza con il presidente Jacopo Tranquilli, Mattia Terraroli, Luca Cavarretta, Filippo con lo zainetto Concato e tutto lo staff tecnico a prendersi la meritata medaglia d'argento e poi la targa riconoscimento. Ancora un grande applauso per il Vicenza Calcio a 5. Adesso mettetevi tutti lì al centro del campo, ammucchiata generale per la foto di rito, con Peretto che riceve la targa per questo secondo posto. Michele Di Giambattista premia Stefano Peretto, Vicenza secondo classificato, Coppa Veneto Serie D. Un applauso. E adesso il doveroso pasillo di onor della formazione vicentina per la squadra che ha vinto la finale di Coppa Veneto Serie D. In alto i cuori, fuori la voce per il PLP! Gianmarco Palma con la maglia numero 1, Marco Varotto con la maglia numero 2, il bomber Gianluca Rizzo, maglia numero 5, con la 7 Jacob Accenti, con la maglia numero 8 Klaus Alimandi. Doppietta in finale, maglia numero 9, Marco Parpaiola. Con il numero 11 sulle spalle, Anas Carbush. Aspetta un attimo Osvaldo, aspetta un attimo. L'MVP della partita, Michele Dietto! Leonardo Tono con la maglia numero 16. Davide Pasutto con la 21. Elia Zecchinato, maglia numero 24. E per ultimo il capitano Anubar Furlan. Un grande applauso a tutto lo staff della PLP, pronto ad andare a prendersi la medaglia. Ma l'ovazione è per chi ha condotto questa squadra ad alzare tra pochi istanti la coppa, il tecnico Simone Zagatti! Ma fate veloce perché We Are the Champion sta per arrivare. Alzala capitano, alzala al cielo, PLP, la Coppa Veneto di Serie D è tua! Winners, la squadra padovana di mister Zagatti.
alza al cielo un trofeo. In pochi lo avrebbero scommesso, ma loro hanno avuto il merito di crederci fino alla fine. Applauso ovviamente al Vicenza, una stagione incredibile, è mancato solo l'acutto finale, è mancata la doppietta, ma è un Vicenza già proiettato a quello che sarà il prossimo torneo di C2. Foto diritto, andiamo a vedere se arrivano anche gli hot dog. Tra un'oretta, poco meno, torneremo live per Milano, Cuore Celtic Verona, lo rifaremo trovando qui al mio fianco sempre Roberto Tosin. Intanto Andrade Giambattista, grazie per la regia e per i video, a dopo dal testo.